a Martellago, in provincia di Venezia, si è tenuta una grande festa, una festa che ha riguardato uno dei più grandi sindacati di polizia, FSP. C'era anche insomma il vice segretario nazionale Raffaele Padrone, che tra poco ci raggiungerà nel nostro studio. È stata l'occasione per parlare di sicurezza, decreto sicurezza, immigrati, a 360 gradi con il capo della polizia, Franco Gabrielli. Ai nostri microfoni ha detto così. Sono i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri a dover difendere le persone. Poi su come si immaginano che il cittadino nella propria casa possa difendersi più o meno legittimamente, questo è un dibattito come dire, politico. Io parto dal presupposto che il cittadino deve pretendere che le forze dell'ordine lo difendano e non che in qualche modo si faccia giustizia da solo. Poi ci sono alcuni aspetti che invece io credo essere importanti, cioè che il cittadino che è vittima di un'aggressione non debba essere lasciato solo, non debba essere in qualche modo lasciato anche a meccanismi giudiziari che a volte lo colpevolizzano ulteriormente. Su questo sono molto in sintonia su quelli che possono essere strumenti che difendano ulteriormente il cittadino vittima di aggressione, ma sull'uso della forza credo che i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri debbano essere i veri titolari di questo esercizio della forza. Il decreto presenta diversi strumenti che noi abbiamo chiesto al Ministro di introdurre, su altre questioni che attirano l'attenzione giusta dell'opinione pubblica andremo a verificare, si fanno numeri, si traggono delle considerazioni che io credo sia necessario aspettare gli esiti, quante persone beneficeranno, quante non beneficeranno delle misure. Ci sono alcune cose che noi abbiamo chiesto e che sono state inserite, e queste ritengo che avranno una buona efficacia. Penso soprattutto alle misure sul versante al contrasto alla criminalità di stampo mafioso, a una maggiore incisività anche da un punto di vista preventivo. Quelli che sono gli aspetti sul versante più, come dire, più pruriginoso, comunque che suscitano maggiore reazione anche nell'opinione pubblica sui temi dell'immigrazione, lo verificheremo nei fatti, lo verificheremo nelle situazioni. I cittadini hanno bisogno di vederci in strada, hanno bisogno di vedere i poliziotti, i carabinieri presenti là dove vogliono e pensano di essere in una condizione di maggiore insicurezza. E per questo ci sono due strumenti che il governo ha. Quello delle assunzioni, che secondo me devono colmare il vuoto che anche e soprattutto il blocco del turnover ha prodotto, e l'altro che si metta a mano quanto prima a un nuovo contratto di lavoro, perché credo che si debba quanto prima monetizzare tutto quello che è il disagio che un operatore di polizia è chiamato a sopportare per essere presente laddove i cittadini lo vogliono vedere presente. Non è stato facile intervistarlo, ma insomma con un po' di pervicacia alla fine insomma siamo riusciti anche ad avvicinarlo, soprattutto grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP. Tra altre cose ieri sera eravamo assieme in quelle di Martellago, abbiamo insomma assistito proprio anche alla festa. Poi tra altre cose nello speciale del fine settimana vi proporremo tutte le interviste, anche perché sono intervenuti il senatore Gasparri, sono intervenuti insomma gli assessori appunto regionali, sono intervenute anche altre personalità del mondo della politica, ma anche appunto proprio del mondo della polizia. Insomma sarà veramente uno speciale molto interessante. Adesso insomma i ragazzi lo stanno preparando, poi vi daremo anche notizia e conto di quando lo trasmetteremo. Beh, Raffaele Padrone, venendo proprio ai fatti, commentando anche le dichiarazioni del capo della polizia, io partirei innanzitutto da uno dei cavalli di battaglia che naturalmente ne fate ormai già da diverso tempo, più assunzioni ma soprattutto un nuovo contratto di lavoro. Quello che un po' ci è sfuggito ieri sera è stato un fatto che da vicino un po' ci riguarda, ma arriveranno a Pordenone nuovi agenti nonostante le battaglie che lei in prima persona sta facendo? Ben ritrovati, sì. Col capo ho avuto modo di parlare, insomma, condividevamo il tavolo dove abbiamo anche avuto modo di mangiare
poco, ma mezza pizza siamo riusciti a mangiarla. Ma abbiamo parlato di questa cosa su Pordenone, lui tra le altre cose il 12 di dicembre sarà qua per inaugurare un monumento molto importante ai caduti della Polizia di Stato del 1987, Santo Bertolini. Ma sta veramente mettendo mano un po' alle piccole città nuovamente, come era stato fatto prima dell'estate. Chiaramente mi ha posto la domanda se io fossi al suo posto, d'altronde con il numero esiguo di allievi le città da accontentare sono tantissime, cioè non c'è solo Pordenone in questa situazione. Ecco perché quando io dico sì, arriveranno, ripeto, la politica ci sta dando una mano, dobbiamo ringraziare in questo momento il decreto sicurezza posto dal ministro Salvini, perché effettivamente in 5 anni, in 5 mesi quello che hanno fatto gli altri in 5 anni di governo passato non ci apparteneva. Oggi possiamo dire che un valore aggiunto alle forze dell'ordine il ministro la sta dimostrando. Le assunzioni, io devo aggiungere una cosa, innanzitutto stavo dicendo che a Pordenone quante ne possono arrivare? No, una manciata di uomini, ma parliamo una manciata di uomini. Venerdì scorso abbiamo salutato 6 persone che se ne sono andate, quindi se arrivassero 6 sarebbe la vittoria, ma non sono purtroppo questi 6, ne mancano già un'altra ventina se ne sono andati nel corso dell'anno, quindi se dobbiamo fare questo paragone, ne abbiamo discusso, ripeto, parlando così col capo, e lui ha detto tu lo sai, mi ha detto tu lo sai quante città stanno aspettando nuove leve, perché è le nuove leve. Perché vede, ci sono i movimenti interni che avvengono una volta 2 all'anno, che adesso non hanno toccato Pordenone ma hanno toccato Trieste e Udine, ma comunque persone che si muovono con 15, 18, già 20 anni di servizio, che magari... Sì, le cosiddette mobilità, no? Esatto. Da una questura all'altra. E quindi non persone nuove. Quello che interessa alla polizia, e vengo all'argomento delle assunzioni, sono le nuove leve, ma anche queste portate dal decreto sicurezza, 10.000 uomini, perché sono arrivati i soldi per un'assunzione, per un turnover, in strada, se partissimo oggi, lo dico sempre, sono 2 anni e mezzo per avere questi nuovi agenti in strada. Allora, vedete, se poi riusciamo a metter mano invece a un contratto di cui noi non abbiamo mai parlato da questi studi, perché riteniamo, e io lo ritengo, che ci sono persone di 50-60 anni che hanno perso, e anche prima, che hanno perso il lavoro, credo che sia molto più importante, no, parlare delle persone che non hanno più il lavoro. Ecco perché dico, io non ne parlo di quanto poco guadagna un poliziotto, ma lo guadagna. Se poi paragonato al rischio, certo, è niente, giusto? Una cosa che però mi ha colpito nell'intervista proprio di Gabrielli è stata questa: i cittadini non devono farsi giustizia da soli, ha ragione. E soprattutto i cittadini non devono essere lasciati soli, e i veri titolari della forza sono i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e quant'altro. Quindi un po' la legittima difesa sta venendo un po'... Allora col capo non si va mai sempre nella stessa linea, però in questo caso io lo dico sempre, allora benvengano tutte queste associazioni, benvengano gli steward, come abbiamo a Pordenone, cioè chi può rappresentare, ma deve essere un aiuto, perché le sentinelle della sicurezza, della legalità, sono le forze dell'ordine, coloro che sono specializzate anche per poter fare questa cosa. Però Padrone, lui si è spinto un po' di più, ha fatto un po' cadere, diciamo così, quel punto importante che riguarda soprattutto il programma della Lega della legittima difesa. Cioè, non bisogna farsi la giustizia da soli, punto, basta. Certo. Quindi cade un presupposto importante a questo punto, secondo Gabrielli, sicuramente secondo Salvini. Ma il problema è sempre quello, quando un poliziotto deve
andare oltre all'eccesso di legittima difesa, cioè non è possibile che esista l'eccesso di legittima difesa per un agente di polizia, ma stiamo dando i numeri in Italia, veramente, cioè sono queste le cose da guardare, perché sembra, come qualcuno ha avuto a dire proprio nei miei riguardi tempo fa, che le armi devono essere date in mano alle persone competenti. Ma chi meglio della polizia, i carabinieri, guardia di finanza, le forze dell'ordine possono addestrate e ne rispondono, perché poi civilmente si paga, per l'amministrazione si paga, ma si va in aula di tribunale. Allora non è possibile che ci sia un eccesso di legittima difesa da parte di un uomo delle forze dell'ordine. Questo anche voleva dire il capo. Quindi bisogna fare veramente un sunto della serata di ieri, che è stata una serata splendida, perché è il primo raduno nazionale della FSP che portava lì, lei ha visto parecchie persone, erano a parte. C'era il ministro Giovanardi, ecco, abbiamo intervistato anche abbiamo lui, intervistato quindi, anche Giovanardi, che ha avuto delle polemiche riguardanti un caso di... sì. Quindi uno che è vicino alle forze dell'ordine, no? Io dico questo, ieri c'erano rappresentanti di tutta Italia, c'erano colleghi di tutta Italia, dalla Sicilia, lei ha sentito, dalla Sicilia, insomma c'erano 300-400 persone che non è facile mettere insieme per una giornata, perché lì chi si è pagato l'aereo è venuto per stare insieme, per dare... anche chiaramente fare gli auguri a ogni collega presente, però è stata una bellissima serata perché abbiamo sentito il capo veramente a fianco alle forze dell'ordine. Ripeto, difficilmente il capo della polizia prende e arriva a Martellago, cioè arriva a Venezia ma a Martellago, però avere il capo della polizia lì significa avere un capo che ancora crede, insomma, al nostro operato. Purtroppo gli episodi li abbiamo avuti negativi nelle forze dell'ordine, ma li abbiamo avuti anche in polizia. Il capo è stato, se si ricorda, molto severo su queste cose, non mi piace chi infanga la divisa, l'ha detto, l'ha ripetuto. Lui ha detto: io sono molto severo nei confronti dei miei collaboratori, perché oltre ad essere cittadini vestono anche una divisa. Esatto, e quindi il rapporto, lui fa un rapporto, il rispetto verso il cittadino, che è il contribuente sulla sicurezza, ma anche verso l'amministrazione, quindi su quella cosa non transige. Poi ne parleremo sicuramente anche la settimana prossima di questo e altro, tra altre cose come... Io posso... Prego. Interrompo per fare le sentite condoglianze alla collega Tiziana, che è stata ed è una persona squisitissima, che ha avuto questa morte del che alla mattina era nei nostri e che la mattina era nei nostri uffici proprio in questura, e andando a casa ha trovato questa immensa disgrazia. Quindi io particolarmente, l'FSP Polizia di Stato, abbraccio la Tiziana, perché sono cose che non si meritano a 52 anni, insomma, e anche per i loro bambini. Grazie veramente al dottore Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. 7 giovani denunciati in provincia di Gorizia per furto e danneggiamento. Il servizio